Martedì 26 marzo 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluno, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepa ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Oggi leggeremo assieme il Corriere delle Alpi. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina. Come potete vedere, a pagina 2 troveremo direttamente l'approfondimento riferito al caso di meningite che ha interessato una studentessa di Feltre, ma ecco la prima pagina ed ecco la notizia messa anche in prima pagina in primo piano che ci porta a Feltre. Meningite, ragazza grave. Feltre studia in primiero e ricoverata in rianimazione. Aperto l'ambulatorio di Borgoruga per distribuire antibiotico a contatti stretti. Profilassi per i familiari e i 42 compagni di gita. Appello ai 300 che erano con lei in discoteca. È stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Belluno una studentessa di 18 anni di Feltre che ieri mattina si è recata al pronto soccorso con i sintomi della meningite da meningicocco. Immediata la profilassi in chi è venuto in stretto contatto con lei nei 7 giorni precedenti, dai compagni di scuola del primiero alle 42 persone che erano con lei in gita scolastica a Berlino, ai familiari, al personale medico fino ai 300 giovani sia di Feltre che del Trentino che sabato 16 marzo erano alla festa in discoteca a Tonadico. L'approfondimento di Paola Dallanese da pagina 2 a pagina 3. Ma sempre in merito a questo caso di meningite, le testimonianze dei giovani in coda all'USL, domande mirate per far emergere i fattori di rischio. Sono decine e decine gli studenti che a Feltre hanno risposto alla chiamata dell'USL che cerca i ragazzi che il 16 erano in discoteca per mappare i contatti. L'approfondimento di Curto a pagina 3. La foto di copertina invece dedicata alla situazione del maltempo in provincia di Belluno. Belluno, maglia nera per freddo, pioggia e umidità. Il sociologo rifugio dal riscaldamento globale. Il peggior clima d'Italia, opportunità per il futuro. Una corsa sotto la pioggia, a Belluno le precipitazioni sono più frequenti che altrove. L'approfondimento di Alessia Forzin a pagina 19. Nelle cronache, a Auronzo, Corte dei Conti, contributi legittimi condannati 2 sindaci. Contributi legittimi al Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti, 2 sindaci di Auronzo condannati a rifondere 120.000 euro. L'approfondimento a pagina 30. Fatto di cronaca giudiziaria, la testimonianza in aula: ho temuto che arrivasse a sfregiarmi con l'acido. Aveva 14 anni quando denunciò gli episodi, temevo che mi avrebbe sfregiato con l'acido. L'approfondimento di Gigi Sosso a pagina 23. Ponte nelle Alpi, Demenec sfida Levorato per la poltrona da sindaco, sarà sfida a 2 tra Roger Demenec ed Elena Levorato per occupare la poltrona di sindaco di Ponte. I giochi sono praticamente fatti. L'approfondimento a pagina 28. E passiamo subito a pagina 2 con l'approfondimento del Corriere delle Alpi in merito all'emergenza sanitaria che ha coinvolto una studentessa di Feltre ricoverata per meningite, cercati amici a centinaia. La 18enne è in rianimazione, profilassi per i familiari e i 42 compagni di gita. Appello a chi ha partecipato alla festa delle scuole nel locale di Tonadico il 16 di marzo. L'allarme è scattato ieri mattina quando la ragazza di 18 anni che frequenta l'ultimo anno dell'istituto comprensivo Primiero a Transacqua, Primiero di San Martino di Castrozza con indirizzo turistico, si è recata al pronto soccorso dell'ospedale di Feltre con sintomi che hanno fatto subito pensare alla meningite. Sottoposta a tutti gli accertamenti, l'esito è stato positivo per meningite da meningicocco. Di quale tipo di meningicocco ancora non si sa, ma è in corso la tipizzazione da parte delle strutture sanitarie bellunesi. Il quadro clinico quindi ha fatto propendere per un ricovero in malattia infettiva a Belluno, da dove però la ragazza è stata trasferita in rianimazione a scopo precauzionale. Vista la situazione, quindi il Dipartimento di Prevenzione dell'USL numero 1 e quello dell'azienda provinciale trentina si sono attivate e coordinate per avviare la profilassi. Il Dipartimento di Prevenzione dell'APS di Trento si occuperà della profilassi sui contatti stretti residenti in Trentino connesse alla frequenza scolastica in primiero della studentessa. L'azienda trentina ha anche pubblicato un invito rivolto a tutti coloro che sabato 16 marzo erano in discoteca a rivolgersi agli ambulatori per la profilassi. Gli ambulatori sono aperti dalle 13.30 alle 15. La prevenzione bellunese, guidata dal dottor Sandro Cinquetti, sta curando le attività preventive di sorveglianza sui contatti stretti residenti in provincia di Belluno tramite l'attivazione di un ambulatorio dedicato. L'ufficio igiene di via Borgoruga di Feltre risponde allo 0439 88 34 14 e la sede del Dipartimento di Belluno allo 0437 51 43 53.
Maria Prodi guida il comprensivo del Primiero, a scuola un confronto con il medico dell'APS, nessun altro malore. Questa è la dichiarazione della dirigente dell'Istituto Trentino. E ancora, molti studenti sono arrivati ieri a Borgoruga in coda all'ambulatorio, un drink condiviso è già un fattore di rischio. I titolari della discoteca, quella sera c'erano oltre 300 ragazzi, nessuno ci ha avvisato. Alla Lanterna Verde si erano dati appuntamento 4 scolaresche, presenze dal liceo Dal Piazza e dagli istituti Colotti, Negrelli e Rizzarda, quindi altri istituti feltrini che hanno partecipato a questa serata di allegria in discoteca. La scheda, malattia batterica più frequente nei bimbi piccoli, a parlarne è Sandro Cinquetti dell'USD numero 1. La meningite meningicocca è una malattia grave ed ad elevata letalità e con possibili sequele a lungo termine. Essa si colloca nel grande capitolo delle malattie invasive batteriche MIB. È causata da un batterio Neisseria meningitidis, del quale sono noti 13 sierogruppi. La maggior parte dei casi dell'uomo è associata ai serogruppi A, B, C, W138 e Y. Il Comune rilancia informazioni e raccomandazioni, l'appello del Comune di Feltre, nessuna attività particolare da parte del Comune di Feltre, che si è limitato a pubblicare sulla pagina Facebook istituzionale le informazioni fornite dall'USL Dolomiti che ricostruiscono gli spostamenti delle giovani nel periodo di incubazione della malattia, durante i quali potrebbero avere trasmesso involontariamente la malattia. E adesso continuiamo con le notizie riferite alla provincia di Belluno, siamo a pagina 19, la notizia in primo piano messa come foto di copertina riguarda il cambiamento climatico che interessa ovviamente anche la provincia di Belluno. Freddo e pioggia a Belluno, il titolo di città meno vivibile, sono opportunità, ultimo posto per benessere climatico. Pesa anche l'umidità, il sociologo Membretti, un rifugio dal riscaldamento globale. L'articolo a firma di Alessia Forzin. Poche ore di sole, troppi giorni di pioggia e freddo, Belluno è il capoluogo di provincia in cui si vive peggio dal punto di vista climatico. Lo dice l'indagine del Sole 24 Ore che ha elaborato i dati di 3 bimeteo fra il 2010 e il 2023 e ne ha fatto una media e li ha raggruppati in 10 indicatori che nel complesso indicano dove l'essere umano può vivere meglio e dove peggio. Al primo posto c'è Bari, poi Imperia, Barletta, Catania e Pescara. Tra le città con il clima migliore ci sono quelle costiere e alcune in quota, Aosta ed Enna, 11ª e 12ª, che offrono, secondo gli esperti, maggiore comfort climatico grazie alla circolazione dell'aria. In coda invece, proprio nell'ultima casella, c'è Belluno, ultima nell'indice di soleggiamento, appena 6 e 7 ore medie di sole al giorno contro un dato nazionale di 7 e 8, e per giornate fredde sono circa 24 quelle in cui la temperatura massima percepita è inferiore ai 3 gradi. Il capoluogo delle Dolomiti è penultimo per umidità relativa, il parametro che prende in considerazione i giorni troppo secchi in estate e quelli in cui l'umidità è inferiore al 30% e i giorni troppo umidi in inverno, umidità superiore al 70%, sono 255 a Belluno e sono quelle giornate in cui non è garantito il livello di comfort. A Belluno piove molto per 105 giornate all'anno, sempre in media si registrano almeno 2 mm di precipitazioni cumulate, più frequenti solo a Lecco dove la media è 108 e i giorni con accumulo di pioggia superiore ai 40 mm per fascia esauraria sono 52. Va subito fatta una precisazione: il parametro delle precipitazioni nell'indagine premia le località dove piove meno, a patto che questa condizione non si trasformi in siccità. 2 gradi in più in 13 anni, l'inverno più caldo di sempre, il trend nazionale, crescono gli eventi estremi come la tempesta Vaia. Altro approfondimento che troverete a pagina 19. Spostiamoci a pagina 20, Nevegal, più cannoni per ampliare le piste, il comune sposa i progetti lombardi, il consorzio Tolomeo si dice pronto a comprare Nevegal 2021, ma per il rilancio servono almeno 12 milioni, ne cerca 10, la svolta per il comprensorio sciistico appunto del capoluogo bellunese. Salute, pagina 21, Alzheimer, alla Sersa gruppi di mutuo aiuto per i parenti dei malati. Cristina Balesta ha riattivato l'iniziativa chiusa dalla pandemia, un sollievo per i caregivers che spesso rimangono soli. Inerwil compie 20 anni impegnate in nuove service. Le socie hanno festeggiato il sodalizio che fu stimolato da Funes Nova. Mangiola ricorda il sostegno a casa Tua 1 e al progetto Zafferano.
Siamo a pagina 22, eccellenze del commercio, premio 8 locali storici, tradizione e innovazione. Anche i negozi bellunesi nella passerella padovana voluta dalla regione, marcato l'assessore regionale, hanno superato ogni crisi, la loro esperienza va oltre le difficoltà. E chi sono? Macelleria D'Aldario, la scintilla nell'amore scoppiata in Germania, l'oreficeria Piazza nata 130 anni fa dall'intuizione di un inventore. Due belle testimonianze che avrete modo di leggere a pagina 22. Fatto di cronaca giudiziaria invece a pagina 23, ragazza minacciata con il coltello dall'amico, temevo che mi sfregiasse con l'acido. Bellunese in tribunale per gli atti persecutori, la 14enne in aula chiamate in piena notte e scritte volgari sui muri. Dopo una banale lite tutto è cambiato, avevo paura, non uscivo più sola. Siamo a pagina 24, il sopralluogo, Feltre, allagamenti a Mugnai, necessario un bypass al ponte della Fusinetta. Il Rio Musil fatica a reggere il peso delle attuali captazioni e in futuro dovrà farsi carico di Fara 2000 e Stella Maris. Mostra dell'artigianato, concorso artistico per le scuole dedicato alle gesta di Marco Polo, interessati gli alunni di elementari e medie, Gesiotto e coinvolgiamo le nuove generazioni. Siamo sempre nel Feltrino, Basso Feltrino, Sette Ville, il comune nato dalla fusione tra l'anno di Piave e Querovas, Bozzato, offesi dall'accusa di speculare sulla salute. I titolari difendono l'attività, prescrizioni rispettate e attenzione alla sicurezza. L'obiettivo della procedura è ottimizzare la gestione dei rifiuti in entrata e in uscita. Santa Giustina, spiegare il bullismo ai piccoli, così si estirpa il fenomeno. L'iniziativa tra relatori, genitori e insegnanti coinvolti nell'iniziativa appunto per combattere il bullismo. E ancora la Mon, un parcheggio rosa riservato in piazza, ma serve il tagliando. Politica amministrativa, in questo caso siamo a Borgo Valbelluna, più sanità e servizi, tasse eque, la Bibbia di Dalmagro. Il candidato sindaco intende riaprire il centro prelievi a Lentiai e risolvere la situazione critica degli ambulatori sul territorio e dare attenzione alle periferie. Borgo Valbelluna verso le elezioni, a breve gli incontri nelle frazioni e la lista dei candidati. E vediamo appunto in questo scatto un momento dell'incontro di ieri al ristorante Al Moro e il logo della lista di Dalmagro, che il motto della lista di Dalmagro, una lista civica, è Costruiamo Borgo. Ancora da Borgo Valbelluna, asilo al via luglio i lavori antisismici per abbattere i costi energetici. Limana, 12 della San Vincenzo, la lavanda dei piedi in chiesa nel rito del Giovedì Santo. Limana ringrazia un gruppo attivo da 40 anni. Siamo a Sedico, cittadella dello sport e asilo, in consiglio progetti strategici e ancora Agordo, BIM al lavoro sull'acquedotto, giovedì disagi. Diversi cantieri in paese per la distrettualizzazione delle condotte idriche, dalle 8 saranno 700 le utenze che rimarranno a secco. Alleghe, giovedì sera, il rendiconto 2023 e variazioni di bilancio al centro del Consiglio. Ancora politica amministrativa, in questo caso a pagina 28 l'approfondimento del Corriere delle Alpi ci porta a Ponte nelle Alpi. A Ponte nelle Alpi è sfida Demenec Levorato, l'ex parlamentare e già sindaco oggi presenta la sua candidatura. Il centrodestra punta sull'avvocato alla prima esperienza. Nel centrosinistra in lista molti assessori e consiglieri attuali con alcuni nomi nuovi. La sfidante è appoggiata da tutti i partiti del centrodestra e dall'attuale Civica. Al Pago, diavolaccia, ladra assassina e il cognato finisce in tribunale. Il reato contestato è atti persecutori, accuse di furti e minacce con il martello. Tambre, dalle 20:30 va in scena venerdì sera il Calvario di Gesù Cristo. E sempre da Tambre, grande festa per i 100 anni di Fortunato Nato Bona. Erano presenti anche il presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, Oscar De Mona, con il presidente della famiglia ex emigranti dell'Alpago, Urbano Costa. Cortina verso le Olimpiadi, polemica alla Camera, le opposizioni, la pista non sarà terminata e peserà sui territori. Oggi prosegue il dibattito sul decreto Milano-Cortina, PD, Movimento 5 Stelle e AVS, a Meloni Salvini ha fatto un pastrocchio. A Bodi, ministro dello sport italiano, preoccupato, ma Malagò insiste, il piano B c'è e prevede di cambiare località. Notizie di spalle dalle montagne al cielo, Rebecca entra in Ryanair e corona il sogno di volare, diventa hostess dopo una severa selezione. L'intervista vi aspetta a pagina 29. Siamo invece adesso ad Auronzo, contributi legittimi, condannati 2 sindaci, sentenza della Corte dei Conti sulle erogazioni al consorzio turistico Tre Cime Dolomiti e il risarcimento di 120.000 euro. Accanto all'Arese Filone Vecellio Galeno, segretaria, assessore e un responsabile.
Lozzo resto al timone, commissariare non fa mai bene, Patrizia Zanella non se la sente di lasciare la Proloco Marmarole e a rischio persino di chiusura dopo che in assemblea nessuno si è fatto avanti per candidarsi. Pieve Valle lo scorso venerdì via Crucis anticipata per 2 parrocchie. Continuiamo con la rubrica Cultura e Società, l'incontro in Ateneo Veneto, 2 padri per la pace. Il patto tra un israeliano e un palestinese le cui figlie sono state uccise dalla guerra. Dalla rubrica Giorno e Notte, il 18 maggio a Belluno arriva al Teatro Buzzati la famiglia Adams verso il tutto esaurito e ancora saranno famosi il musical L'energia dei sogni di generazioni di giovani. Luciano Cannito racconta lo spettacolo in scena domani a Cortina, la musica dal vivo è la nostra forza, alla fine il pubblico balla con noi. E ancora a Cortina, la gita in montagna nel romanzo di Alessia Venturi. 5 amici e una promessa incompiuta, andare sulle 5 torri. L'autrice l'ho scritto in 2 anni, capitolo dopo capitolo. Dallo sport, pallavolo Serie 3, da Rold si gode un Belluno da A2, ora giochiamo senza più paure. Calcio Serie D, la Dolomiti è pronta per il derby di sabato, De Cian privilegio sfidare il Treviso. Ginnastica artistica, Juventus Alpina, a Casier 6 atlete sono protagoniste. E ancora dallo sport bellunese, calcio, torneo delle regioni, le 3 selezioni venete passano il turno. Fant segna una doppietta. Sci alpino paralimpico, dopo lo slalom in Super G, un'altra coppa nella bacheca di René De Silvestro. E continuiamo con il calcio, in questo caso di Serie A. Formula Inter, dopo essersi qualificato ad Euro 2024 con il 4-3-3 usato a Napoli, Spalletti ha proposto negli Stati Uniti un 3-4-2-1 che sa di nerazzurro. Scusate, non riguardava la Serie A, ma in questo caso il risultato della nazionale italiana negli Stati Uniti. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, coperto fino al pomeriggio, rasserenamenti di sera sulla pianura. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.